Tutto pronto per il torneo arcobaleno secondo Memorial Ginevra Adele, manifestazione calcistica under 10 che per 3 giorni, domenica 27 aprile, domenica 4 e sabato 10 maggio, vedrà scendere in campo 12 squadre provenienti da tutto il Veneto per raccogliere fondi in ricordo della bimba colpita da un glioma che non le ha dato scampo, un dolore inimmaginabile da cui però è scaturito un fiume di bene dai genitori, a cominciare dal torneo di calcio voluto dal papà di Ginevra Adele, Mattia Bertoncello. È un discorso energetico, quindi da una situazione negativa portare a qualcosa di buono, sfruttando anche la parte che ci ha lasciato Ginevra, perché era una bambina energica, a volte potrei dire anche troppo, e ci ha dato tanta forza, tanto coraggio per portare avanti le nostre vite e creare adesso questa cosa. E noi ci crediamo molto, vogliamo portarlo a compiere 10 anni questo torneo e cercare di coinvolgere più persone, più realtà del territorio possibili. Il ricavato sarà devoluto all'Associazione Oncologica San Bassiano Onlus, da sempre in prima linea nell'accompagnare le persone malate di tumore e le loro famiglie, e negli ultimi tempi sono diversi i bambini seguiti dai volontari bassanesi. Il torneo arcobaleno, sostenuto dall'Associazione Five Drops, vede coinvolti anche l'FC Arzignano e la SD Concordia Bassano. Le partite si giocheranno il 27 aprile ad Arzignano Valchiampo, le altre due nel campo di Marchesane a Bassano. Il tutto nel nome della gioia, del divertimento e della condivisione. Cosa direbbe Ginevra Adele se fosse qua oggi? Fosse presente a queste iniziative? Caspita, qua mi cogli impreparato. Cosa potrebbe dire? Bravo papà, questo sì, bravo papà.